Bentrovati amici della Wii Sport, si rinnova l'appuntamento con il campionato d'eccellenza e dal Marullo di Visconti per la terza giornata va in scena Camaro Pistunina. È una sfida che abbiamo apprezzato nel recente passato, quello di Coppa, che ha visto nel doppio confronto di agosto i ragazzi di Mister Alacqua avere la meglio su quelli di Mister Raciti, che si presenta al Marullo di Visconti schierando il classico 4-2-3-1 che vede il ritorno tra i pali di Fazio dopo aver scontato il turno di squalifica della scorsa settimana. Linea difensiva a 4 con Caldore, Kilian, Puzzone e D'Angelo. Davanti alla difesa giocano Ardiri e Keita, sulla tre quarti lo giudice Buscema e Silla, alle spalle dell'unica punta Ancione. Arbitra la partita il signor Mirabella della sezione di Napoli. È un ritorno al Marullo di Visconti per Andrea Ardiri, centrocampista in prestito al Pistunina proprio dal Camaro. Dall'altra parte invece Gianluca Gazzè ritrova i colori del Pistunina, che l'hanno visto vestire la casacca rossonera nella scorsa stagione, ma si può finalmente partire con il primo tempo che vedrà il Camaro avere la prima occasione. Ardiri protagonista, perde il pallone sulla tre quarti, ne approfitta Ancione che si libera per il destro a giro. Il suo tentativo però va alto sulla porta difesa da Fazio. Un buon Camaro in questo inizio match, ha ancora un'occasione successivamente con Assenzio che si libera ancora una volta per il destro come in precedenza, però Ancione, anche Assenzio in questa situazione non riesce a trovare lo specchio della porta. Provano ancora i padroni di casa a spingersi in avanti e si guadagnano un calcio di punizione che sarà affidato allo specialista Mondello. Fazio va a dire qualcosa alla barriera, proprio Mondello che parte con il mancino e esalta l'estremo difensore del Pistunina che riesce a mettere in calcio d'angolo. Merita il replay questo gesto tecnico di Fazio sul calcio d'angolo successivo. E ancora il Camaro a rendersi pericoloso, schema con Ancione che prova la conclusione in due tempi. Ancora una volta riesce Fazio a far sua la sfera, i padroni di casa continuano a spingere in avanti con Mondello che per vie orizzontali riesce a trovare Buonamonte, prova a mettere un pallone in mezzo, deviato, arriva sul pallone Paludetti che per poco non trova la gioia del possibile 1-0 da buona posizione, ha sprecato l'attaccante di Mister Alacqua. Calcio di punizione poi per il Pistunina dall'altra parte con Ardiri che impegna Mannino, arriva D'Angelo, trova il gol dell'1-0, viene però tutto annullato dalla segnalazione di fuorigioco dell'assistente di Mirabella che quindi va a eliminare il gol dell'1-0 segnato da D'Angelo. Ancora Camaro pericoloso con il tentativo da parte di Mondello che non trova lo specchio. Siamo allo scadere della prima frazione, c'è un calcio di punizione, Ancione tocca per Pettinato, il tentativo con il destro e trova una clamorosa traversa Pettinato dai 35 metri. Il pallone è impattato sulla parte alta della porta di Fazio e arriva anche il duplice fischio del direttore di gara Mirabella che manda le due squadre a riposo sul risultato di 0-0. Meglio il Camaro, ma il Pistunina c'è. Vedremo nella seconda frazione cosa succederà. E ancora una volta il Camaro a partire forte, approfittando degli errori difensivi del Pistunina con questo tentativo da parte di Mondello. Ancora una volta Fazio è bravo a mettere in calcio d'angolo. Continuano a spingere i padroni di casa con Assenzio che va a smarcare il compagno sull'auto di destra, prova a mettere il pallone in mezzo, ancora Mondello e ancora una volta il Legno a evitare guai peggiori al Pistunina. Ci sta provando in tutti i modi Mondello a cercare la gioia del possibile 1-0 e ancora il Camaro a spingersi in avanti. Il pallone viene messo in mezzo, ci prova Velardi, il neoentrato che però non trova la porta. Ancora il Camaro che si proietta in avanti con Velardi che va a saltare così Puzzone, prova a mettere in mezzo il pallone di Mondello, finisce sui piedi di Assenzio che però non trova la gioia del gol mettendo alta la sfera. Poi arriva la doppia ammonizione per Daniele Morabido che viene espulso. Siamo al 33esimo e il Camaro finirà quindi in 10. C'è poi l'ultima occasione per i neroverdi, siamo al 50esimo e ancora una volta Mondello contro Fazio, il calcio di punizione di Mondello e ancora una volta la traversa a salvare il Pistunina proprio allo scadere del tempo regolamentare. Infatti di lì a poco arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara Mirabella che manda le due squadre negli spogliatoi. Non si fanno male Camaro e Pistunina, un punto per parte, meglio il Camaro sicuramente, ma tanta grinta per il Pistunina. E allora amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.